Passiamo adesso alla politica, perché oggi nella sede della provincia di Venezia si è tenuta la prima conferenza ufficiale sulla nascente città metropolitana. Vediamo com'è andata. Qualcuno dice che ce l'hanno calato dall'alto, io dico di no, è 20 anni che si parla di città metropolitana. Ci hanno detto questa è la riforma istituzionale, come realizzarla aspetta a voi, e questa è la grande responsabilità che i sindaci di questo territorio hanno. Quando abbiamo scritto lo statuto sapremo se saremo d'accordo o no, noi confiniamo direttamente con Treviso, se non ci soddisferà vedremo. Qualche voce critica ancora, ma intanto si parte. Prima conferenza per la futura città metropolitana di Venezia. Nella sede della provincia, incontro di sindaci e amministratori dei 43 comuni del veneziano. Si deve stabilire il regolamento, poi c'è da fare lo statuto provvisorio entro settembre del prossimo anno. Dal 2014 la città metropolitana dovrebbe essere realtà, ma si discute ancora dell'ipotesi dell'area metropolitana più vasta con Padova e Treviso. Io credo che ci sia una realtà di area vasta assolutamente indiscutibile. Come dare un governo a quest'area vasta è un problema che abbiamo sul tappeto e che credo dovremmo affrontare tutti assieme. A Treve lei ci crede? No. Lei crede solo a che cosa? A rimanere con la provincia? No, assolutamente, io credo della necessità di una riorganizzazione dei vari livelli di governo, ma credo anche ad un progetto che oggi purtroppo tende ad arrivare. E in Parlamento è fermo il decreto del governo per la riorganizzazione e l'accorpamento delle province.